Sono trascorsi mesi dall'ultima riunione del tavolo provinciale istituito con la regia della regione che ha elaborato l'accordo di programma quadro per il rilancio del Nuorese. Un lavoro portato avanti a partire dal febbraio 2015 dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalle istituzioni locali con la supervisione di Filippo Spanu, capo di gabinetto del presidente della regione Francesco Pigliaru. Il tavolo a fine dicembre aveva definito il progetto complessivo che punta su 5 asset ritenuti strategici per il rilancio della Sardegna centrale. Un piano la cui firma era attesa ai primi di gennaio, poi slittata a febbraio, ma di cui da mesi non si parla più, anche perché lo slittamento della firma ha conseguenze sull'apertura dei bandi e sulla possibilità dei progetti di accedere alle risorse che la Regione ha previsto in 50 milioni di euro da spendere nel settennio 2014-2020. Il testo dell'accordo finale doveva essere firmato il 3 febbraio, dopo eventuali osservazioni e richieste di modifica da parte della cabina di regia, ma da allora sul piano è calato il silenzio. Il cronoprogramma prevedeva che, dopo la firma dell'accordo, la giunta regionale, con una delibera, formalizzasse il tutto. A giugno era in programma l'emissione dei bandi e da settembre si sarebbero potuti erogare i primi finanziamenti. Tempistica ormai superata nei fatti. I progetti presentati riguardano la scuola del nuovo millennio, l'ambiente e la cultura, la competitività agroalimentare, i servizi di area vasta, il manifatturiero innovativo e competitivo, infrastruttura per la crescita, ma il rischio è che questa nuova progettazione al basso, anche questa volta, finisca con un niente di fatto.